Rieccoci con Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto. Ovviamente stiamo parlando delle banche, che avevate fatto un accordo con le banche, invece per via della burocrazia mi sembra di capire, mi aiuti a capire. Sì, no, per le regole vincolanti europee, anche qua, io fossi stato il Premier Conte, fossi stata la Merkel, fossi stato Macron, io sarei andato in Europa, a parte il fatto che non si capisce dove bisogna andare, perché siamo tutti europei, no, bisogna andare in Europa. Vabbè, insomma andiamo nei posti predefiniti per fare questo tipo di attività. Sarei andato là a dire, ragazzi, stiamo vivendo un momento drammatico, perfetto, i vincoli, Salvini, Basilea 1, Basilea 2, Basilea ma 35... Salvini la prima volta è andato non è stato tanto ascoltato, addirittura voce Magnini dicono non abbiamo avuto i soldi perché c'era Salvini, senza Salvini li abbiamo. No, ma no, è un altro sì, ma voglio dire... Sto parlando attenzione, perché sennò sto parlando di regole. Andiamo no? in Europa, ha detto, no? Scusi, sto parlando di regole. L'Europa pone dei vincoli al sistema del credito, che sono vincoli più o meno giusti, va bene. In tempo di guerra, questi valgono in tempo di pace, in tempo di guerra questi vincoli devono essere allentati. Non sono stati un po' allentati? Zero. Poca roba, niente, ininfluenza. Ha avuto 200, oltre 200 miliardi. Allora, lo Stato mette, e giustamente ha messo delle disponibilità finanziarie importanti per le banche, dicendo tu fai il credito, io garantisco al 100%. La garanzia la metto io. Nonostante questo, all'impresa viene chiesta garanzia dei soci, bilanci, controbilanci, una montagna di carte infinite. E molte di queste non percepiscono il credito perché non rientrano nei parametri famosi di Basilea 1, 2, 3 e 35. E quello che non recepiscono le banche si tengono il debito che l'azienda stessa aveva prima con la stessa banca. Tanto per farle un esempio, tante banche si sono tenute, se uno richiedeva i 25.000 euro, le faccio un esempio, la banca ne avanzava 20.000 dall'azienda, prima si teneva i 20.000 euro, 25.000. Succedono queste decisioni, però è inaccettabile non aver visto i presidenti dei vari paesi di questa malandata inesistente Europa non cambiare le regole, almeno per il periodo che stiamo vivendo. Io non pretendo mica sempre, ma almeno in questo periodo devono dire, ragazzi, questi vincoli vanno allentati, ma senta, Marcato, ma non allora, l'ha fatto nessuno. Ma senta, sono tutti impazziti oppure perché lo fanno? Cioè quelli che vanno lì in Europa, che ragionano e fanno il ragionamento che correttamente ha fatto lei, che mi sembra anche sotto il suo punto di vista ovviamente abbia mille ragioni nel farlo, quelli che ci vanno a fare questo ragionamento dell'Europa, ma non lo fanno nemmeno. Non lo fanno. Noi non facciamo nulla. Io sta roba qua l'ho posta a febbraio quando ho convocato le banche. Prima del lockdown ho convocato tutte le banche nei massimi vertici chiedendo loro, e loro me l'hanno detto subito, assessore, noi capiamo tutto, ma noi abbiamo dei vincoli a cui dobbiamo attenerci, punto. Noi che possiamo fare? Perché per esempio una cosa che è una roba ridicola, io ho chiesto subito che loro facessero la moratoria, no? per i prestiti e devo dire che tutte mi hanno detto sì assessore, concediamo la moratoria. Ma la moratoria, tu chiedi la moratoria di un prestito, di una rata di un prestito, perché? Perché il lockdown ti chiude, quindi non dipende da te. Tu sei chiuso come azienda perché l'ha deciso lo Stato. Chiedi la moratoria sulle rate, quindi dici posticipiamo le rate più avanti perché non ho possibilità di pagarle, la banca dice perfetto, ti concedo la moratoria, automaticamente per questi maledetti vincoli deve fare la segnalazione alla centrale rischi. Una volta che tu sei segnalato alla centrale rischi, quando poi passa il virus, passa tutto, tu ritorni a dialogare con la banca ti dice tu non sei più affidabile come prima. Perché? Perché è stato segnalato alla centrale rischi. Ma scusa, ma state magari segnalati perché era lockdown? Non mi interessa. Ma che parlo ormai? Sì, io non pago le rate perché l'azienda me l'hai chiusa tu. Lo so, queste cose non mi sembrano normali nel nostro paese. Senta, in tutto questo lei che è assessore allo sviluppo economico cosa farà? Cioè io continuo perché voglio credere alla mia terra, voglio credere e poi perché i nostri imprenditori se lo meritano. Se di fronte a un muro... prima o dopo batteremo sto muro. Cioè io ho visto che comunque a forza di rompere le balle qualcosa tu riesci a portare a casa. Siamo riusciti a superare i codici Ateco del primo lockdown e del primo DPCM, siamo riusciti a superarlo. L'abbiamo superato perché noi Veneto abbiamo posto delle questioni. Siamo riusciti a togliere via
le linee guida INAIL che avrebbero massacrato i servizi alla persona, i bar e i ristoranti. Abbiamo posto le nostre linee guida e che hanno consentito ai ristoranti di aprire. Siamo riusciti ad anticipare le aperture, se si ricorda c'era un termine, le abbiamo anticipate. Siamo riusciti a portare all'attenzione del governo il tema delle fiere, il tema degli ambulanti, cioè è che ti arrivi sera morto, perché ovviamente, ma non tanto per la fatica, perché insomma uno non me l'ha mica ordinato il dottore, ma perché a un certo punto ti stanchi di combattere contro questo totem che è sta burocrazia impeditura di questo paese. Però lei ha un incarico importante nella regione, come dicevamo, per quanto riguarda le varie aziende, e quindi cosa farà in virtù di tutto questo marasma, di tutte queste difficoltà? Lei dirà andiamo avanti, ok, va avanti, ma come va avanti? Alla fine io azienda ho bisogno dell'aiuto della regione, dello Stato, della banca, e lei cosa farà per dare una mano? E io farò quello che ho fatto anche in questo periodo, che ho fatto quest'estate, che ho fatto durante il lockdown. Intanto tutte le risorse, raccogliere risorse per iniettare liquidità nelle imprese, le risorse regionali, le risorse europee che passano attraverso la regione. Tutto quello che posso fare io lo metto in disponibilità delle aziende. E poi l'interlocuzione con il governo, cioè bisogna far capire, quando ti arriva l'urlo delle imprese, degli imprenditori del Veneto, tu devi raccogliere questo urlo e portarlo, amplificandolo 1 miliardo di volte ancora, portarlo al governo, portarlo nelle sedi istituzionali, nella conferenza Stato-Regioni, nella commissione attività produttive, che è quella a cui io partecipo assieme a tutte le altre regioni, e lì combattere per modificare, per cambiare, per creare anche una cultura diversa in questo paese. Perché serve una cultura diversa, serve una nuova classe dirigente. Continuiamo a fare discorsi vecchi, proponiamo soluzioni vecchie di fronte a problemi nuovi. È una classe dirigente stanca, assopita, basta, bisogna sgorlare il peraro. Continuare a fare questo, nella speranza che le coscienze prima o poi si sveglino. Beh, ma siete tutti giovani, non siete proprio vecchi come infatti classe politica. Io anche se guardo a livello nazionale non è che proprio sono vecchi, no, però assolutamente. Se vanno di mentalità vecchia. Sì, ma guarda che dei giovani che sono già vecchi, dici, sono vecchi prima di nascere. Io nel ragionamento che sto facendo, Marcato, e nel parlare nel mio lavoro con diversi imprenditori, con parecchie rami di azienda nel Veneto, ho sentito che dopo il lockdown iniziale di quest'anno le cose stavano riprendendo lentamente, stiamo sempre parlando molto lentamente, e con tutti gli imprenditori che ho parlato, ovviamente in certi rami no, ma in tantissimi, ho visto che c'era positività. E questa positività, secondo lei, anche se queste aziende stanno continuando il loro lavoro perché non verranno chiuse, avranno un risvolto psicologico drammatico da questo secondo lockdown, oppure continueranno, visto che rimangono aperte, a poter produrre e comunque a cercare di salvare quella parte di Veneto economica? Cioè, distinguiamo, perché c'è una parte di impresa che da ottobre ad oggi ha addirittura raddoppiato, triplicato il fatturato, perché insomma tutto quello che riguarda il farmaceutico, tutto quello che riguarda anche le alimentari, insomma, ecco, poi c'è una parte che è in grossa difficoltà, vede il settore della moda in grossissima difficoltà, e c'è una parte che di fatto continua a non lavorare da marzo. Io francamente incontro ristoratori, baristi, pasticceri che hanno ancora un entusiasmo, una voglia di fare, che tu dici no, cioè io devo continuare a lottare, perché ecco, in quel ramo questi hanno ancora una voglia che è una roba straordinaria. Però in quel ramo lì ho sentito tanti che mi hanno detto, da grandi a piccoli, arriva il secondo lockdown, chiudo definitivamente. Il problema è che non ce la fanno, con un secondo lockdown non ce la fanno, non resistono, ed è per questo che quelle poche risorse che ci sono dovremmo usarle bene, invece di dare soldi a pioggia a tutti, perché pochi soldi a tutti non serve a niente, servono tanti soldi a pochi.
Vabbè, invece nel ragionamento che ho fatto delle altre aziende che stanno andando bene, quelle che vanno male abbiamo capito, speriamo che il governo riesca a dare un contributo importante, come ha detto Conte, ha detto che dà il triplo, il doppio, il 200%. Sì, ma il 400% di 600 euro, se niente, è niente. Ho capito, è niente. Ho capito, però staremo a vedere quello che accadrà e mi auguro. Però quelle che invece vanno bene, le chiedo, e che continuano a produrre, sono, diciamo, per il Veneto, un buon sostegno, insomma, sotto un profilo economico. Ma no, ma sì, assolutamente sì, tenga conto che il Veneto comunque si avvia a chiudere l'anno a un meno 12%, cioè noi faremo addirittura peggio dell'Italia, per tre motivi. Uno, perché il Covid qui ha colpito molto più che in altre regioni. Due, perché ha colpito in particolar modo tutto il settore del turismo, e per noi il turismo è una delle voci principali. E tre, perché l'altra voce importante della nostra economia è l'export, e ovviamente con i lockdown vari, con le varie chiusure, l'export ha subito una mannaia potentissima. Questi sono i tre motivi che costringeranno il Veneto a chiudere peggio della media italiana. Per fortuna che ci sono aziende sane, che continuano sane e che hanno la fortuna di lavorare in settori ancora di reddito, che riescono a fare economia. Però c'è tutta una parte che, se non va aiutata, rischiamo di perdere. E attenzione, quello che a me dispiace di più è che quando fallisce un imprenditore in alcuni settori, non è solamente un imprenditore che fallisce, ma è un'esperienza che perdiamo. Cioè un ristoratore che è lì da 30 anni, non è che l'esperienza che lui ha maturato la ricostruisci in 10 giorni, quella l'hai persa per sempre. Un pasticcere che ha una pasticceria da 50 anni, è quella pasticceria là che chiude tutta l'esperienza, quella dedizione, quei profumi, quei gusti, quel sapore che si dà, non lo ricostruisci in 30 secondi. Mi preoccupa quello che dice, perché se a conclusione di questa puntata questa pandemia dura, perché durerà dal mio modesto punto di vista finché non troveremo il vaccino, sparisce, ritorna d'inverno, e quando ci sarà il vaccino, un farmaco che permetta di avere una certa tranquillità, io credo che avremo questo problema. Succederà anche un problema sociale non indifferente? Sì, il rischio è questo, e allora l'appello che io faccio al governo è: o questi si prendono davvero la responsabilità di scelte magari dolorose, ma che possano salvare il Paese e dare tenuta sociale, oppure si facciano da parte. Questo non è tempo di mediazioni, non è tempo di liturgie solite della politica, non è tempo di battibecchi, delle polemiche stupide, che insomma sono le cose più facili da fare, molto divertenti, ma ahimè non servono alle tasche di italiani. E la ragione di tutto questo che parte farà? O che potrà fare? Insomma, quella che ha fatto fino adesso il Presidente Zaia sta sempre, non molla di un millimetro, così come il sottoscritto e gli altri colleghi assessori. Abbiamo dedicato veramente anima e corpo a questo, e giustamente e ovviamente, e continueremo a fare la nostra parte, cioè anche perché abbiamo un senso di appartenenza. Insomma, il Veneto è una terra straordinaria, il Veneto è un popolo. Insomma, merita davvero questo, e soprattutto la passione e la dedizione di tanti imprenditori che hanno reso grande questa terra merita tutta la nostra attenzione. Ecco, nella penultima puntata che è venuto a trovarmi avevamo fatto una chiacchierata della vita, delle soddisfazioni che ha avuto, perché essere stato rieletto con tutti quei voti vuol dire che i veneti la amano e apprezzano il lavoro che fa. Questa sera invece abbiamo voluto parlare di cose più importanti sul mercato, augurandomi e augurandole che nel proseguo riesca a soddisfare i veneti per la parte che lei fa, perché davvero i veneti ne hanno bisogno. Sì, me lo auguro anch'io, e mi sento addosso, anche se ho delle spalle grandi, ma mi sento addosso tutta la responsabilità. Perché quando tu in piazza incontri un pasticcere e non riesci a parlare perché scoppia a piangere, tu vai a casa e sei distrutto. E per quel pasticcere, per quell'artigiano, per quell'albergatore che ha dedicato la sua vita al lavoro, perché qua non altri che il serveo sue mani, non altri, questo siamo. Dobbiamo tutti fare la nostra parte. Prima
lei ha fatto l'in bocca al lupo al professor Ivo Tiberio del reparto primario di terapia intensiva e rianimazione all'ospedale di Padova. Gli faccio avere un in bocca al lupo perché avete un impegno importante per aiutare a salvare i veneti, davvero molto importante. Grazie, crepi il lupo, a sberle occupemo sto lupo. Va bene. Grazie Roberto Marcazzi, è stato con noi e do appuntamento mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta.